escono sempre notizie sempre più strane. Stavolta altri dilettanti astronomi e ricercatori UFO hanno visto altri due grandi oggetti uscire dal Sole. In effetti si tratta di 2 giorni fa, sono stati avvistati e fotografati due enormi oggetti volanti vicino e fuori al nostro Sole. Quindi diciamo continuano questi avvistamenti un po' particolari, quindi diciamo che come sempre abbiamo detto qualcosa sta che non va, o il nostro Sole è una fonte di energia per queste macchine, oggetti non identificati, oppure è un tipo uno Stargate che diciamo fa attraversare diciamo extraterrestre da una parte all'altra dell'universo. Quindi una delle due deve essere, perché ci sono troppi avvistamenti negli ultimi tempi. Poi il primo oggetto, dice questo amante diciamo amatoriale, dice è stato come un triangolo, era a forma di un triangolo, è apparso proprio vicino al Sole, si è mosso dice in modo rapido e è scomparso a una velocità che forse avrà detto ma un migliaio di chilometri al secondo più o meno, diciamo non alla velocità della luce ma a un migliaio di chilometri sicuramente sì. Il secondo oggetto invece lascia proprio il Sole, cioè stava sulla superficie proprio del Sole, e quindi ed era un oggetto sferico stavolta, non triangolare, quindi era un altro oggetto. Quindi diciamo che forse tutti questi astronomi dilettanti amatoriali credono che questi oggetti non identificati, UFO, quindi extraterrestri, come lo vogliamo chiamare, navicelle spaziali, forse o si alimentano dal Sole e quindi traggono energia dal Sole, oppure il Sole è come un buco nero, un wormhole, diciamo, che fa attraversare da uno spazio all'altro dell'universo queste navi aliene, UFO, come le vogliamo chiamare. Quindi o uno o l'altro. Quindi il telescopio purtroppo non è un telescopio, diciamo qui, è uno della NASA, quindi non è che l'amatoriale registrava, fotografava la diretta che fanno, diciamo, la NASA fa la diretta, diciamo. Però ci stanno persone che stanno lì ore e ore a guardare cosa succede e fotografare se succede qualcosa di anomalo. Quindi anche un ringraziamento a queste persone che stanno ore e ore a osservare il Sole per vedere se trovano qualche cosa diciamo di anormale. Difatti molte volte lo trovano in effetti, quindi anche loro diciamo lo fanno per passione, lo fanno forse per attività, non lo so, ma comunque stanno ore e ore a osservare il Sole, a registrare tutto quello che trasmette diciamo la NASA, e poi trovano puntualmente qualche cosa che non va, quindi questi oggetti non identificati. Quindi come sempre rimane un mistero, non lo sapremo mai che cosa sono, tanto quando chi te lo dirà? Nessuno secondo me. Quindi possiamo dire che o sono extraterrestri che passano dal Sole a un altro universo, oppure questi vengono vicino al Sole e si ricaricano tipo come la benzina, come carburanti, chiamiamolo così, va. Va bene ragazzi, vi auguro una buona notte e ci sentiamo domani. E attenzione agli UFO ragazzi.